quando a 26 anni succede una cosa del genere, lascia un vuoto incolmabile. Quindi andiamo avanti e ricordiamo Giampaolo. Lo schianto, poco dopo le 21:30 lungo la A27, la Renault Clio era appena entrata al casello di Treviso Sud. Pochi metri, l'impatto violentissimo contro il guardrail, tanto da sfondarlo e ribaltarsi. È così che i soccorritori hanno trovato Giampaolo Lunardon, 26 anni appena, il passeggero, l'amico coetaneo che viaggiava con lui. Quest'ultimo sono riusciti ad estrarlo vivo dall'abitacolo, è ricoverato per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale. Giampaolo era già deceduto. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dalle lamiere. A chiamare i soccorsi un automobilista testimone dello schianto. Giampaolo viveva a Bassano del Grappa, lavorava come barista alla bottega Campana di Marostica, oggi chiusa. A ricordarlo sono proprio i colleghi e amici del bar accanto. Era un ragazzo di 26 anni, sempre con il sorriso, un bravo ragazzo, gentile, disponibile con tutti e sempre con la battuta pronta. Arrivavo la sera che ci facciamo la solita battuta, no? Adesso fa strano non vedersi più. Quella di ieri, raccontano, era la sua serata libera. Un ragazzo solare, splendido. La notizia ci ha colto adesso, non lo sapevamo, abbiamo cercato su internet e purtroppo abbiamo trovato una conferma. So che ieri sera Beppe Campana, qui il titolare, aveva detto che gli aveva dato mezza giornata di vacanza perché voleva andare a fare un po' di festa, come è giusto che sia, e stamattina è arrivata questa notizia. Eccolo Giampaolo mentre mostra orgoglioso le sue prodezze da barman. Il video è sottointitolato Skills. In questo invece, sempre postato su Instagram, con un amico canta sul Ponte Nuovo di Bassano, la sua città, quella in cui forse ieri sera faceva ritorno entrando in A27 a Treviso Nord per raggiungere Spresiano e da qui la Pedemontana. Ieri sera quel tratto di strada è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Oltre al SUEM e ai vigili del fuoco, la polstrada. Fondamentale sarà la testimonianza dell'amico che era con lui per capire che cosa sia accaduto.